No, è che tematicamente mi sento per certi versi che non parlo di ruote, parlo di piedi, ecco, di cammino. No, in realtà il tema era questo, no? Camminare, vedere, dire il paesaggio, ed è stata l'occasione per fare una bella autoriflessione sulle cose che ho scritto e anche un po' su certe modalità ricorrenti di scrivere, di muovermi nel paesaggio, nel territorio e così via. E allora mi è venuto il netto ricordo che la prima cosa plurifrase che ho scritto nella mia vita, cioè il passaggio successivo ai pensierini elementari, è stato proprio negli anni, potrebbe essere stata seconda, terza elementare, non lo so, una relazione di una prima camminata autonoma che avevo fatto nell'arco di 300 metri distante da casa. Mi ero messo uno zaino in spalla e ero andato a fare questa cosa, e quelle 3-4 frasi attaccate che avevo scritto si chiamavano avventura. Ok? Ed era un racconto delle cose straordinarie, strabilianti che avevo visto a 300 metri intorno a casa. E questa è una prima questione che mi è venuta in mente. La seconda è che poco dopo, in realtà più o meno in realtà contemporanea, sulla quarta, quinta elementare così, io abitavo in un posto che si chiama Rasai, che è un paese, adesso c'ha la superstrada, c'ha le cose, ma era un paese, diciamo, di mezza montagna, di 600 abitanti così, e con un gruppo di amici andavamo i pomeriggi nei boschi d'intorno, un bosco che si chiamava Lettoresele, e gironzolavamo lì e esploravamo, cioè camminavamo pomeriggi interi percorrendo minuscole strade, cose interne così, ed era anche lì una forma di camminare e vedere. E poi dovevamo dirla sta cosa, perché le raccontavamo a casa, ce le raccontavamo tra noi, tra altri amici, e quindi c'era anche questa. E poi, quindi vorrei dire che a livello archetipico, secondo me, c'è proprio un rapporto tra l'andare, il camminare, l'esplorare e lo scrivere. C'è una connessione proprio, vorrei dire, nel ritmo, oltre che nella pratica. Poi io adesso potrei in questa sede fare un po' di teoria su questo punto, cioè richiamare un po' di tradizioni, di cose, per far capire come un po' le nostre filosofie eugenetiche sul camminare risanante, sul camminare che fa bene, su questo spostarsi così, come metodo di inchiesta, strumento di osservazione, eccetera, sia una cosa nuova. In realtà non lo è per niente, nel senso che, voglio dire, dalla Flanery francese, no, di fine dell'Ottocento, inizio Novecento, Benjamin, Hessel, lo stesso Buchner, andando ancora un po' più indietro nei romantici, no? Quindi nella sua novella Lenz, dove parla di questo qui che comincia a camminare, più cammina più diventa pazzo, finché poi pazzo diventa. Vitaliano Trevisan, voglio dire, no, la sua scrittura è una scrittura in cui c'è molto spesso l'elemento del cammino, e le fiabe naturalmente. Però ne ho parlato proprio qui a Mestre tanti anni fa, di questa roba del camminare per andare a vedere l'inchiesta, si trova anche online e quindi non mi ripeterò. Però da questo filtro, guardando indietro un po' in retrospettiva, al camminare e al guardare come innesco di conoscenza e di scrittura, mi sono proprio accorto che in tutte le cose che ho scritto di dimensione letteraria, narrativa, non in senso stretto nella saggistica, c'è sempre il cammino, il camminare come attivatore di uno stato di coscienza specifico, che mi verrebbe da dire l'attivatore di apertura. Cioè il cammino è un attivatore di apertura, si crea qualcosa nello stato di coscienza che si apre e si comincia ad accogliere, a tirare dentro cose. E quindi ho fatto un po' una riflessione sulle cose che ho scritto. Vorrei passarle rapidamente in rassegna per tirar fuori alcuni elementi alcune tipologie, alcune fattispecie di camminare che mi sembrano diverse da una cosa all'altra. Quindi il primo libro che ho scritto era nel 2004, si chiama Requiem per un albero, reso conto dal Nord-Est,
ed è la storia di un albero che cade il 4 maggio 2002 in un paese piccolo, in spopolamento, in crisi demografica, in cui vanno tutti via, muoiono tutti, e cade anche questo albero. Era un albero secolare, un grande olmo, insomma, aveva tantissimi anni, cade, e mi aspettavo che in rispondenza dell'antropologia specifica di quel luogo gli abitanti del paese andassero a dire vabbè, 60 quintali di legna a posto. Invece no, è partito una specie di autoidentificazione, di pellegrinaggio. Queste persone andavano su, sono andate su per 3 giorni girando intorno all'albero, lo misuravano a passi, saltavano su, lo toccavano, strappavano una foglia, ne parlavano tra di loro, dicevano cose, e io sono sempre stato lì intorno ad ascoltare. Io all'epoca avevo un cane e quindi ogni giorno andavo in giro con questo cane. E dato che qualcosa lì stava accadendo, ho cominciato a seguire questo pellegrinaggio, e poi da lì, io ero nuovo di quel paese in quel momento, lì ho cercato uno strumento conoscitivo, autentico dello spazio del paese, una maniera per farlo mio, e mi è sembrato utile, casualmente inciampandoci, ripercorrere le erogazioni, che erano questo triduo di processioni che si facevano nel paese all'inizio di maggio, per chiamare la protezione divina sulle terre, sui raccolti, contro la grandine, contro la siccità, eccetera. E queste processioni consistevano in 3 processioni che camminavano attraverso le campagne in modo tale da toccare tramite queste processioni tutti i luoghi che definivano il territorio paese. Quindi io, per conoscere quel paese e per farlo mio, ho ripercorso esattamente queste erogazioni, camminandole, e quindi questo camminare qui è un camminare rituale e collettivo, che è una dimensione che un po' non c'è più in questa dimensione, vorrei dire, religioso-devozionale. Però quel camminare lì è stato per me, e nel libro emerge in questa maniera, come un camminare che radica e che connette. C'è proprio un camminare che è il paradosso, no? Camminare suonerebbe esattamente l'opposto delle radici. Invece no, è proprio un camminare che ti fa sentire una roba sotto che ti... Poi qualche anno dopo, nel 2011, ho finito di scrivere un altro libro che si chiamava La banda della superstrada. Questo è il primo libro. Questo è il primo libro. Per un altro. Ecco. Piccolo, preziosissimo. Beh, c'è, sì. Adesso lo trovate dentro un volume che si intitola Storia di alberi. Storie Sì. di alberi e della nostra terra. E della loro terra, che il titolo è del titolare, dopo magari ve lo racconto perché è buffo. E poi c'è stata la banda della superstrada nel 2011, che è nata da un cantiere della superstrada Fenadora-Anzù, una variante bis VAR della statale 50, che doveva, in un'ideale ipotesi di collegare Belluno e Trento con un tratto orizzontale così, che poi, dato che la montagna serve solo per farsi belli e dire 4, scusatemi, cagate di tanto in tanto, hanno spostato più a sud questo asse, è nata la Pedemontana, e tanti saluti a Dio bellunese. E però c'era questa superstrada che passava attraverso un territorio completamente vergine, e quando io ho visto l'inizio di questa demolizione definitiva di ettari e ettari e ettari e ettari di paesaggio per fare una superstrada nelle misure con cui l'avevano progettata nel 67, ho detto che bisogna tenere gli occhi bene aperti, e per 6 anni non ho fatto altro che fare il notaio, non ho fatto tante altre cose nel frattempo, ma il notaio della superstrada. Cioè, ho descritto per filo e per segno i cantieri, cosa fanno quel giorno, arrivano i micropali e buttano giù i micropali, di là sono arrivati gli impalcati, di qua hanno cominciato a scaricare il bitume per tirare il cavalcavia. E per 6 anni volevo vedere come si decostruiva minutamente e si distruggevano ettari di paesaggio. Come? Con che strumenti? I dumper. Caspita, arrivano i dumper, i camion giganteschi, portano... ok. In questa descrizione della superstrada, a un certo punto, è un camminare continuo, però alla fine, quando la superstrada era tracciata, non mancava che l'asfalto, e alcuni tratti erano ancora comunque da finire, ho detto adesso me la cammino tutta, i cantieri. E in una mattina d'inverno ho cominciato da Fonzaso, sono arrivato ad Anzù, dall'altra parte, attraversando questi 10 chilometri di cantieri e di paesaggio completamente distrutto, che si avviava a diventare quello che sarebbe diventato. E lì
camminando attraverso questi cantieri lungamente, è stata ancora a suo modo un'esplorazione, però ripensandoci era un camminare completamente diverso, che aveva delle funzioni completamente diverse. Quel camminare lì era un camminare che serviva per andare a vedere coi propri occhi. Cioè c'è un camminare che è il portarsi sui luoghi, che è proprio quello dell'andare a vedere coi propri occhi. Il camminare ti dà una dimensione di visione sulle cose ovviamente rallentata, commisurata, però è uno strumento fondamentale. C'è qualcosa che non si va e si guarda. Questo era un po' il senso di quel camminare, di quella. E poi era anche un po' un esercizio di libertà, cioè nel senso scavalcare i molteplici, con buona pace della sicurezza e così via, ma comunque scavalcare i molteplici chilometri di reti rosse che si estendevano in tutte le possibili direzioni. Poi, ancora un po' dopo, nel 2016, c'è stato un altro libro, adesso che ci penso, anche lì c'è il cammino in mezzo ai piedi di continuo, ed è un libro che si chiama La via di Schener, un'esplorazione storica nelle Alpi, che è un libro che invece parla di una strada antica, di una strada che dal 1200 al 1882 ha collegato la città di Feltre e la valle di Primiero, passando attraverso le montagne per un percorso tortuosissimo. Ovviamente in un libro così si cammina in continuazione, cioè perché un giorno si va a vedere un pezzo di strada, un altro giorno si va a vederne un altro ancora, però ci sono tante camminate, smarrimenti, camminate di notte, col bel tempo, con il freddo, e tutte queste camminate parziali però vorticano, per così dire, verso la camminata finale, che è quella in cui ripercorro questa antica strada. Ho omesso di dire che era una strada completamente abbandonata, completamente sconosciuta, l'ho tirata fuori come? Con i documenti d'archivio, cioè lavorando per qualche anno in vari archivi per cercare di tirare fuori il tragitto di questa strada, la storia di questa strada, le vite che erano rimaste lì da raccontare, non raccontate o appena accennate, e poi grazie a tutti questi elementi messi insieme a un certo punto con degli amici abbiamo detto, boh, dai, andiamo. E è una strada che abbiamo letteralmente cavato fuori con la ronca in mano, cioè facendoci strada attraverso la boscaglia, ritrovando la traccia proprio di una strada che per secoli è stata una strada internazionale, che collegava il Tirolo alla Repubblica di Venezia, su cui scendeva il ferro, scendeva la lana, salivano i vescovi, scendevano gli eretici. Un passaggio di ricchezza e di cultura incredibile, durato letteralmente secoli, e ci andavano soltanto gli asini, perché era una strada molto stretta sui burroni e sui precipizi. Ora, tutto questo camminare, dicevo, vorticava verso il giorno in cui ho fatto quella cosa lì. Cioè abbiamo detto, cominciamo ad andare a vedere questo paesaggio, a ritrovarlo, per provare a raccontarlo dopo averlo visto con gli occhi. E questo camminare qui è un camminare ancora diverso, non è né il camminare che connotante o radicante dell'Alberon, né il camminare per andare a vedere in senso stretto della superstrada. Questo è un camminare che serve per ritrovare la quarta dimensione che dà senso e come si può dire, proporziona le nostre vite, che è il tempo. Cioè quello era un camminare che ti serviva per trovare delle tracce di tempo nel terreno, conficcate qua e là, e farci capire che siamo in quel flusso delle cose che scorrono, delle cose che vanno via, e che il cammino può aiutarti a sentirle, a trovarlo questo flusso. Nel momento in cui tu passi e vedi un cumulo che sembra niente più che una ondulazione del terreno e dici ai tuoi compagni di lì, ma guarda là c'è qualcosa, no, è un... Invece dico, no, secondo me lì qui c'era una fornace, secondo quel tal documento del 1632, ma no, ma sì, andiamo a vedere, e sposti un po' di foglie, un po' di terriccio e ti vengono su i muri circolari anneriti della fornace. Quindi c'è un camminare che serve proprio per andare in cerca di questa temporalità, della dimensione tempo. E dopo, Stefano prima accennava a un libro venuto nel 2017 che si chiama Storia di alberi e della loro terra, ed è un titolo di cui mi scuso, ma che lo ha voluto Cesare De Michelis,
proprio il titolare, il nome titolare di questo auditorium, e quindi non ho potuto che accettarlo, anzi grato che l'abbia pensato, e che però poi più ci penso col tempo più ha colto il nodo profondo di questo libro, però ecco, era un titolo un po' difficile da... Bene, in questo libro paradossalmente, anzi direi finalmente, si cammina poco, si sta seduti parecchio, davanti al fuoco alla fine soprattutto del libro si sta seduti, però dentro ci sono 2 o 3 camminate importantissime, e la prima camminata è quella che mi fa conoscere mentre cammino uno che abita in questo paese che si chiama Tomo, che si chiama Elmo Cecchin. Era il capitano storico della squadra di terza categoria del posto lì, che si chiamava US Monte Tomatico, e mi dice: senti, ci serve un portiere. Noi sappiamo che tu non giochi più da 2 anni, ma ci serve un portiere. Ma no, dai, vieni a giocare. E vado a giocare lì, con questa squadra US Monte Tomatico, e che è stato il confronto con un mondo antropologico incredibile. Cioè, prima o poi bisognerà scrivere un libro, un saggio sulla terza categoria bellunese. Voi non potete immaginare cosa è la terza categoria bellunese calcisticamente, è una cosa grande proprio. Cioè, io penso delle esperienze più formative in assoluto della mia vita, e quindi, per dire, c'è un racconto di una camminata in cui succede questo, ma c'è anche un racconto di un'altra camminata, è quella che sale a Stabie, a un tiglio monumentale di 300 anni, dove pure è un racconto di come ho conosciuto una persona che poi, diciamo, si è rivelata, direi, piuttosto presente, ecco, e importante nella mia vita. Quindi c'è anche questo camminare, il camminare come luogo nel quale accadono le cose. Cioè il camminare porta persone, porta cose, porta vicende, e se ben ci pensate, alcuni dei più grandi, voglio dire, romanzi di avventura, racconti di avventura, cosa sono se non un andare rispetto al quale accadono le cose e le persone vengono incontro. Quindi le cose succedono, accadono, si incontrano le persone e le cose vengono incontro. Anche questo è un camminare che va raccontato e può essere raccontato. E poi c'è quest'ultimo libro che è Il Duca, che è del 2022. Tra l'altro, facendo sto conto, mi sono reso conto che sono abbastanza un metronomo, 5 anni, 5 anni, 5 anni, 5 anni, che è una disdetta. C'è uno che scrive dei libri dove fanne 8-10 mesi uno, 8-10 mesi in altro, con 5 anni, 5 anni, 5 anni, no, non va bene. Vabbè, comunque, c'è questo protagonista in questo libro, c'è un nobile decaduto, giovane, molto inattuale, molto antipatico all'inizio del libro, che vive in una villa di quelle vecchie, antiche, ma non pensate Villa Emo, la Malcontenta, queste cose qua, no, quelle bellunesi, che hanno un po' questa ispirazione di questa architettura, di queste ville qui, però le devono confrontare con dei terreni che, se qui metti giù e vengono su 10 patate, lì ne pianti giù una patata, ne vengono su 3. Questo significa che proporzionalmente il benessere, la ricchezza di un nobile bellunese era insomma, erano i poveracci, voglio dire, nel 500, nel 600, eccetera, rispetto a questi qua. Ad ogni modo, avevano di queste ville molto belle, un po' rustiche, un po' dure, un po' militari, se vogliamo, e questo personaggio ne ha una. Vive solo, non ha nessuno, è l'ultimo erede di questa famiglia nobile, e lui si ritira a vivere là. E sta lì e si scontra con un allevatore di bestiame che si chiama Mario Fastreda, che ha 80 anni, e nasce tutta una vicenda. Lui fa 3 cose, passa il tempo in tre modi, questa persona, prima che succeda un po' questo thriller che lo tira fuori. 1, ha 3 passatempi. Primo passatempo, leggere le carte d'archivio. Lui ha un archivio di famiglia, dentro una sua boiserie bellissima, un archivio di famiglia, lui tira fuori carte e legge, e in questa maniera progressivamente butta giù quella radice verso il passato e si riconnette a quel passato, un po' come andare nella via di Schianer. La seconda cosa che fa, aggiusta le cose della villa. Ci sono portoni da carteggiare, finestre da sistemare, tutto quello che serve. E la terza cosa che fa è camminare. Del resto io lo dico sempre provocatoriamente quando
si parla di montagna e si dice che la montagna è bello, la montagna ha uno spazio di alternativa, la montagna ci può suggerire un futuro diverso da quello in cui noi siamo abituati a muoverci, uno stile di vita così. Nella montagna c'è ancora una socialità, nella montagna c'è ancora una genuinità, nella montagna di qua, nella montagna di là. E io dico, vero, niente, la montagna è un inferno, stateci 365 giorni all'anno e vediamo che bene che si sta in montagna. E uno cosa puoi fare? Lo dice il Duca a un certo punto, cammini. Cioè non è che hai tante alternative, se vivi in un posto come il suo, cammini. E cammina un giorno, cammina due, cammina tre, cammina 360 giorni, cammina e diventa un supplizio anche camminare a un certo momento. Lui comunque cammina. In questo suo camminare, però, di cui il libro è pieno, una volta cammina fino in cima alla montagna, una volta va nella gola del torrente Fragolfo, una volta va con Maria, che è un personaggio che c'è nel libro, a vedere una casa abbandonata da qui. Però ogni volta da queste camminate, ecco, il Duca esce con un ritrovamento di pensiero, con una risoluzione, con una piccola luce su qualcosa. E questo è un altro tema che nel camminare è innegabile, cioè che da una camminata si esce sempre con un pensiero, con una intuizione, con una piccola luce. E per chi scrive o per chi vuol raccontare qualcosa che sta nel paesaggio, cioè nelle cose che abbiamo intorno, l'andare a camminare è veramente un motore che accende qualcosa. Nel Duca è quindi il camminare come moto del pensiero, come schiarimento del pensiero, come ritmo di riflessione anche, per così dire. E è un camminare che tu esplori e vedi il fuori, ma questo fuori è come se fosse una sponda che ti fa un rimbalzo in dentro e quindi ti emerge il pensiero. Ed è una dinamica che accade magari anche in bicicletta, poi non sto dicendo che camminare sia meglio. Ecco. Ora, non anticiperò, sto scrivendo un libro che prima o poi finirò, se il conto è giusto nel 2027, a questo punto se 5 anni, 5 anni, 5 anni, che in cui c'è proprio il camminare, è lì è l'asse di tutta la storia. E quindi mi sono accorto che da lì io non ho scampo, ma insomma è inutile parlarne adesso. Io vorrei, proprio per non tirarla inutilmente troppo lunga, dato che quello che dovevo dire erano più o meno queste cose qua, e pensavo un po' a come concludere questo piccolo passaggio attraverso questi libri e l'individuazione di alcune tipologie di cammino, alcune tipologie di così. E mi sono venuti in mente dei libri straordinari che ho letto di camminatori. Non so se qualcuno di voi legga Sebald, ad esempio, che è uno scrittore straordinario, da Austerlitz, Vertigini, Gli anelli di Saturno, Emigranti, Le Alpi nel mare. Lui è era un camminatore straordinario e descriveva e raccontava e narrava in un flusso incredibile proprio questi suoi cammini. E pensavo di concludere con Sebald, che è un autore straordinario. Però poi mi sono detto che non avrei potuto non chiudere con Robert Walser. Non so se Robert Walser, lui 1878-1956, c'è una foto che lo ritrae morto in mezzo alla neve, caduto, mentre camminava. E lui ha, appunto, sapete, è stato richiuso in un manicomio fino alla morte per parecchi anni e ha scritto dei romanzi, delle cose incredibili. E c'è un racconto suo del 1917 che si chiama La passeggiata, che lo scrive e lo pubblica una prima volta nel 1917, poi lo corregge un po' meglio e lo ripubblica nel 1920, che non è altro che il racconto di una sua passeggiata. È proprio veramente una storia di una pulizia, di una bellezza incredibile. Lui praticamente è alla scrivania che scrive e è colto e dice stavo alla scrivania a scrivere e vengo colto da una certa nota greve.
e dice che bisogna alzarsi e andare fuori. E comincia a fare questa sua passeggiata, va in strada, cammina e descrive quello che vede, insegne di negozi, persone che incontra, vicende, parla con delle persone, entra in libreria, si emoziona per i paesaggi che vede, li descrive, li interpreta e tutto è descritto mentre il protagonista sta dietro le sue faccende. Allora, la prima cosa che da Walser vuole sottolineare su questo tema del camminare, vedere, dire il paesaggio è che non bisogna andare col questionario in mano. Cioè, appunto perché le cose vengano incontro, non bisogna andarci col questionario con dire adesso vado e scrivo. Adesso vado perché devo andare e le cose vengono incontro. Dalla passeggiata di Walser, che era un camminatore violetto incallito, tant'è che muore così, si esce imparando alcune cose. Io me ne sono segnate 8 cose che mi sembrano utili ed è un elenco che vi leggo. Magari se... Allora, cosa c'è da imparare dalla passeggiata di Walser e da un camminatore incallito? Tale era anche nella realtà Robert Walser. 1. Si esce di casa e si cammina per scacciare la noia. 2. Si va a vedere mentre si fanno le proprie cose senza creare artificiosamente occasioni. 3. Si parla con chi si incontra per strada. 4. Ci si emoziona all'occorrenza. 5. Ci si stizzisce all'occorrenza. 6. Si cerca, mentre si cammina, di vedere tutto, dal cane che beve a una fontana agli stivaletti di una signora, in un campo visivo non delimitato. 7. Si cammina cammin facendo, facendosi cioè attirare da questo o da quello senza motivo. 8. Il vedere deve provocare. 9. Camminare piano e guardare piano. Ecco, questi mi sembra che siano 8 modi di connettersi a un ambiente, a un territorio che vogliamo descrivere o che vogliamo descrivere ognuno con i propri mezzi. Cioè io li descrivo scrivendo, c'è chi li descriverà fotografando, dipingendo, progettandoli. Non so se mi spiego. Però queste modalità che dice Walser, credetemi che se le pensate poi per i fatti vostri, queste 8 cose li troverete molto densi. E in sintesi vorrei proprio chiudere con due passetti, con parole sue proprio di Walser, e lui a un certo punto dice che cosa c'è di più delizioso, di più semplice e bello dal tempo dei tempi che l'andare a piedi, ammesso che la partita scarpe e stivali sia in ordine. A spasso, a piedi, ci devo assolutamente andare per ravvivarmi e per mantenere il contatto col mondo. Se mi mancasse il sentimento del mondo, non potrei scrivere nemmeno mezza lettera dell'alfabeto, né comporre alcunché in versi o in prosa. Senza passeggiare sarei morto e da tempo avrei dovuto rinunciare alla mia professione, che amo appassionatamente. Ecco, a me sembra che abbia detto tutto lui, vero? Ecco, e non vi disturbo oltre. Grazie.